Benvenuti ad una nuova lezione di Ingegno Migrante che ha lo scopo di scoprire, o meglio anche di riscoprire delle figure della storia passata della nostra provincia, di italiani e bellunesi che sono andati nel mondo per esercitare le loro professioni. Sono molto ricordati e apprezzati laddove esercitarono queste professioni. Talvolta accade che non siano del tutto ben ricordati come meritano nel paese di origine. Tutto sommato forse è anche il caso che riguarda il personaggio di quest'oggi. Caterino Mazzola è un nome che forse ai più non dice quasi niente, ma poi vedremo che si è imposto nel campo della musica e nel campo del melodramma nel Settecento con particolari risultati molto positivi e onorevoli. Proviene da Longarone. È stato un librettista del secondo Settecento che è ricordato ancora in varie corti imperiali d'Europa per l'attività che fece. Evidentemente Longarone da questo punto di vista è stata una terra molto produttiva per quanto riguarda in genere il melodramma del Settecento. Uno scenografo come Pietro Gonzaga, un librettista come Caterino Mazzola. E entrambi quindi hanno ricevuto la loro fama girando le corti d'Europa e in parte oggi sono ricordati ancora a Longarone, dove sono sicuramente due glorie del paese, due genius loci. Caterino Mazzola, Caterino Tommaso Mazzola, nasce a Longarone il 18 gennaio del 1745. È il secondogenito di 8 figli di Domenico Mazzola e di Francesca Pellizzaroli, che era una giovane di famiglia benestante originaria del Comelico. Fra l'altro una famiglia Pellizzaroli proveniva anche dalle attività economiche nel campo dello sfruttamento del legname. E infatti la famiglia Mazzola, di la verità, non è longaronese, come ben si capisce dal cognome, è originaria di Murano. E lì, proprio a Murano, ovviamente da secoli esercita l'arte vetraria. Nel 1741 il padre di Caterino, Domenico, e uno zio giungono a Longarone e si stabiliscono proprio nell'edificio che prende il nome della famiglia e che poi è divenuto la sede dell'attuale municipio di Longarone. A Longarone la famiglia Mazzola gestisce in affitto i boschi della regola di Longarone, Igne e Pirago. Questa è la loro attività. E quindi il giovane Caterino poteva anche essere avviato verso questa attività di carattere strettamente economico. Invece la prima formazione del giovane Caterino, che è opera di Don Matteo Zuliani, lo indirizza poi dopo al Collegio dei Gesuiti di Venezia, ma si intravede già una via molto diversa da quella del padre. E infatti intorno ai 13 anni lo troviamo studente presso i Somaschi di Treviso, ma a dire la verità di questo periodo, di questi anni, si hanno delle notizie un po' incerte, un po' frammentarie, ancora non si è capito bene quale sarà la fortuna di Caterino Mazzola, la fortuna successiva. Però l'aver studiato a Treviso dai Somaschi, l'aver studiato anche a Venezia, lo introduce bene in qualche modo nell'ambiente letterario veneziano, anche perché fa un incontro estremamente importante. È sempre questione di fortuna, no? Oltre che di talento, ovviamente, perché si incontra con Gaspare Gozzi, un letterato che a Venezia andava per la maggiore nel contempo. E questo Gaspare Gozzi aveva una certa stima di Caterino Mazzola, che lo chiama affettuosamente l'estro sotto spoglie d'abate, l'entusiasmo Mazzola. Quindi ci fa anche capire Gozzi che ci troviamo di fronte a un personaggio molto intraprendente e molto talentuoso. Anche qui, come succede per altri, la conoscenza di un'altra lingua è sempre molto utile. Infatti lui, Caterino, studia con molto profitto e dimostra una padronanza di prosa e di poesia, e a 20 anni dimostra anche di conoscere perfettamente il francese, tanto è vero che ciò gli permette di pubblicare la traduzione in italiano della lettera di Barnevelt in prigione a Trumano, suo amico. Non è certamente questa un capolavoro della letteratura internazionale, ma
un qualcosa che ha molto più significato è la traduzione che il Mazzola fece in versi sciolti dell'Edipo di Voltaire. E quindi Mazzola comincia a introdursi proprio negli ambienti letterari europei, non solamente italiani. Intorno al 1770, da Longarone, la famiglia Mazzola torna di nuovo a Venezia, dove era partita. A Longarone non rimangono componenti della famiglia, rimangono solamente gli agenti che devono curare gli interessi padronali e sfruttare quindi i boschi, continuare a sfruttare i boschi. E qui comincia l'attività di librettista d'opera di Caterino Mazzola, perché questa è stata la sua attività per tutto il corso della sua esistenza terrena. Di questo periodo infatti è la stesura del libretto per un'opera che narra le vicende di Ruggero II d'Altavilla, che fu il primo re di Sicilia dal 1130 al 1150. Il Ruggero è un dramma in 3 atti e la musica è di Pietro Guglielmi, che è stato uno degli autori un po' meno ricordati della seconda metà del Settecento in Italia. Questo Ruggero, quindi, che porta la firma di Caterino Mazzola e di Pietro Guglielmi, è rappresentato al Teatro San Salvatore, che poi sarà l'attuale il Teatro Goldoni, a Venezia nel 1769. Quindi qui comincia l'avventura dal punto di vista musicale di Caterino Mazzola. Nel 1771 a Venezia il nostro pubblica il Teatro del Signor di Voltaire, trasportato in lingua italiana. È un primo tentativo in qualche modo di presentare al pubblico italiano tutta l'opera omnia, l'intera produzione del più ammirato drammaturgo francese del secolo, come era appunto come fu Voltaire. Nel 1774 va in scena al Teatro San Samuele di Venezia con il dramma giocoso Il tutore ingannato e le musiche di Luigi Marescalchi, un altro autore non molto celebrato, non molto riconosciuto di quel periodo. Caterino Mazzola non scrive solamente libretti d'opera, scrive anche orazioni, scrive anche discorsi per eventi importanti e nel 1776 infatti è incaricato di scrivere una orazione per l'ingresso nella Basilica di San Marco del nuovo patriarca di Venezia e primate della Dalmazia, che è Monsignor Federico Maria Giovanelli. Torna ancora al dramma, al melodramma e soprattutto anche ai drammi giocosi, perché all'epoca, seconda metà del Settecento, erano molto in voga nel teatro lirico, nel teatro musicale, i drammi giocosi. C'era voglia di divertirsi in sostanza, ma questo era tutto riservato ovviamente ai nobili, agli aristocratici, alle corti e non certamente al popolino. Nel 1778 viene dato alle stampe un altro lavoro, Il marito indolente, e le musiche sono di Joseph Schuster. Ma il primo vero successo importante che stabilisce che Caterino Mazzola può tranquillamente abitare nelle pagine della storia della musica è l'aver scritto nel 1778 il libretto della Scuola dei Gelosi. Questo perché? Perché qui incontra un altro grande dell'epoca, Antonio Salieri. Antonio Salieri è stato uno fra i celebrati e anche discussi autori del Settecento europeo ed è sempre stato molto spesso al centro di polemiche, comprese quelle con Wolfgang Amadeus Mozart. Sono polemiche, fra l'altro, che durano anche al giorno d'oggi, perché qualche volta nelle reinterpretazioni di quelle opere, nella reinterpretazione delle vite di questi personaggi, ci si domanda sempre se l'uno abbia influenzato l'altro o viceversa, e questo accade per Salieri e accade quindi anche per Mozart. Quest'opera quindi va in scena per la prima volta il 27 dicembre di quell'anno ed è rappresentata al Teatro San Moise di Venezia. È un dramma giocoso che riscuote subito un grande successo. Ad esempio tiene cartello a Mosca fino al 1809 addirittura. Quindi c'erano ben 25 repliche sulla scena moscovita con un grande successo da parte del pubblico russo. Prosegue l'attività di Caterino Mazzola. Nel 1780 va in scena al San Samuele L'Isola Capricciosa con le musiche di Giacomo Rust,
però non sempre le ciambelle riescono con il buco, e cioè questa volta questa opera non riceve i medesimi consensi, il medesimo successo dei suoi precedenti lavori. Ma bisogna anche dire, stando alle cronache dell'epoca, che forse la responsabilità del mezzo successo non è tanto di Caterino Mazzolà quanto del musicista, quanto delle musiche un po' mediocri di Giacomo Rust. Beh, quando si acquista una fama anche a livello nazionale ma anche a livello internazionale, si va nell'occhio del ciclone sicuramente, ma contemporaneamente si riesce anche a ottenere riconoscimenti da parte di organismi, da parte anche di grossi personaggi, come è accaduto molto spesso per tanti dei personaggi che stiamo trattando nel corso di queste lezioni. E infatti la fama che aveva appena acquisito il buon Caterino Mazzolà dopo il successo dell'opera scritta con Salieri, gli consente di essere iscritto nelle primarie accademie arcadiche, e il suo nome è noto non solamente in Italia, ma anche in Austria e in Germania. Ad aumentare la fama, proprio la notorietà di Mazzolà, contribuisce proprio lo stesso Antonio Salieri. Antonio Salieri era un veronese di Legnago e lui intravede in Mazzolà un ottimo librettista, per cui lo incoraggia, lo stima profondamente e lo incoraggia ad andare avanti a scrivere ancora altre opere. Stranamente nel corso dell'attività, della vita di Caterino Mazzolà, a un certo momento riceve anche gli ordini minori e il titolo di abate, però nel 1780 si sposa con la romana Teresa Tomasini, che è una vedova che ha già una figlia. In questo momento la fama lo porta anche fuori dai confini della Repubblica di Venezia, dai confini d'Italia. Infatti Federico Augusto III, che è il principe elettore di Sassonia, lo chiama al suo servizio e lo nomina poeta della corte di Dresda a 740 talleri all'anno. Non so quale sia il valore di 740 talleri dell'epoca, certamente se è citato nelle cronache vuol dire che era una somma piuttosto consistente. Beh, l'ambiente di corte a Dresda è fra i più accoglienti d'Europa. Soprattutto c'è molta attenzione nei confronti della cultura e delle attività culturali in vari campi, e questo non succede solamente con colui che lo ha chiamato, ma anche con la illuminata gestione fatta dal figlio di Federico, Cristiano, che promuove l'arte, promuove l'istruzione, promuove le scienze. Il Mazzolà quindi lavora con molta intensità in questi anni, in questo periodo. Ne parla così un altro grande librettista, il librettista per eccellenza di Mozart, Lorenzo da Ponte. Lorenzo da Ponte dice del Mazzolà: era egli molto occupato a comporre, a tradurre o ad accomodare dei drammi a uso di quel teatro, che era allora fornito di una delle migliori compagnie drammatiche dell'Europa. Il riferimento è al teatro della corte di Dresda. È un ambiente così favorevole consente allo stesso Mazzolà di lavorare con molto successo, c'è anche con soddisfazione evidentemente, e infatti compone dei libretti d'opera non solamente per la corte di Dresda, ma anche per la corte imperiale di Vienna. Capita molto spesso quindi, e soprattutto anche nel 600, nel 700, di lavorare su commissione, cosa accade anche nei secoli successivi, ma principalmente proprio in quell'epoca, proprio perché c'erano molti committenti danarosi, soprattutto erano i re e gli imperatori d'Europa. E infatti in quel periodo Mazzolà lavora su richiesta degli imperatori Leopoldo II e Francesco II d'Asburgo-Lorena. Quindi facciamo un piccolo riassunto in questo momento. Fino al 1796 Mazzolà continuerà a produrre molte opere. In 16 anni compone 29 drammi per musica, cantate, oratori, poemetti, orazioni e traduzioni. Quindi un lavoro molto imponente. Siamo sempre a questo rapporto un po' difficile, un po' strano, no? Con Antonio Salieri. Nel frattempo comunque Mazzolà acquista anche una certa autorità e si permette quindi anche di aiutare gli altri, così come è stato aiutato lui, soprattutto a farli entrare nelle corti europee. È lui che introduce Lorenzo da Ponte a Dresda e lo indirizza poi ad Antonio Salieri a Vienna. Ma qui la cosa comincia a farsi un po' pericolosa per lo stesso Mazzolà.
Il Da Ponte, come abbiamo visto, scrive delle note molto lusinghiere nei confronti del Mazzolà, però non è ricambiato. Il motivo è molto semplice. Se ricordiamo, Mazzolà ricevette i voti minori, a titolo di abate. Era un uomo molto pio, molto tranquillo, molto morigerato e onesto. L'altro era amico di un certo Giacomo Casanova e quindi si capisce benissimo come le cose fossero poco conciliabili da questo punto di vista, e per cui il rapporto si raffredda subito da questo punto di vista. Nel frattempo, però, Mazzolà, proprio perché aveva raggiunto già una certa fama, riesce anche a incontrare una serie di autori, di musicisti europei, da Johann Gottlieb Naumann a Joseph Schuster a Franz Heidelmann. Sono tutti autori che forse dicono ben poco al grande pubblico, perché siamo abituati a parlare di Mozart, dello stesso Salieri anche, ma di Cimarosa, di Paisiello, ma non certamente di questi autori. Ma sono quelli che riempiono le stagioni dei teatri di mezza Europa, e per i quali ci vogliono librettisti capaci, proprio come il nostro Caterino Mazzolà. Fra il 1783 e il 1790 vanno in scena alcuni lavori di Mazzolà che vengono messi in musica proprio da Franz Heidelmann. Vi risparmio tutti i titoli, c'è anche un turco in Italia che poi sarà un tema che verrà ripreso anche dallo stesso Gioachino Rossini. Fra il 1783 e il 90 vanno in scena altri lavori con le musiche di Franz Heidelmann, dalla Villanella di Misnia al Capriccio Corretto e ad altri, L'amore per oro, insomma una serie di drammi in gran parte giocosi che erano quelli che andavano per la maggiore in quel tempo. Tanto fu il successo della scuola di Gelosi di Antonio Salieri, altrettanto successo, se non maggiore, che poi è quello che dà la gloria in sostanza al nostro Caterino Mazzolà, è l'aver scritto il libretto della Clemenza di Tito. Per quale motivo? Per due motivi. Primo, perché il libretto viene tratto da un testo precedente di Pietro Metastasio, è dir poco, e poi perché la musica è di Wolfgang Amadeus Mozart. Quindi c'è un incontro di geni in sostanza, e questo dà la gloria imperitura al nostro Caterino Mazzolà. La Clemenza di Tito è rappresentata per la prima volta il 6 settembre del 1791 al Teatro dell'Opera di Stato di Praga. A fronte di tutti questi continui successi, ancora lo stesso Lorenzo da Ponte, che di solito non è molto generoso nei confronti dei colleghi librettisti, dice che lo stesso Mazzolà è colto e leggiadro poeta, è il primo forse che seppe scrivere un dramma buffo. Un bellissimo riconoscimento, ma ne arriva anche un altro di riconoscimento. Il suo amico Gian Antonio Moschini riconosce a Mazzolà non solo le doti richieste in ogni scrittore poeta, le quali si trovano nel nostro Mazzolà e per natura e per arte a maraviglia unite, ma anche la capacità di tenere dietro lo sviluppo delle passioni secondo che suole nella natura accadere, scorpaggendo i suoi lavori senza che l'ascoltatore pur si accorga di lui, del suo divisamento, d'ottimi semi di morale, onde successe che vi si trova l'utilità mista alla dolcezza. Detto in parole povere, in questo italiano piuttosto contorto della seconda metà del Settecento, gli si riconosce a Mazzolà una straordinaria capacità, attraverso i suoi libretti, di accalappiare il pubblico, in sostanza di renderlo quindi ben coinvolto nel dramma, in gran parte nel dramma giocoso, nel dramma buffo, come lo definisce Lorenzo da Ponte. Nel 1794 va in scena per la prima volta al Teatro San Samuele di Venezia Il servo padrone, ossia L'amore perfetto. La musica è di Niccolò Piccini, è nato a Bari nel 1728, morto a Parigi nel 1800. Il Piccini, rispetto ai precedenti autori dei quali abbiamo parlato, è certamente una spanna sopra, è uno dei maggiori autori del secondo Settecento italiano. Nel 1794, con il David in Terebinto, il Mazzolà dà prova di ottima conoscenza del linguaggio biblico e dello spirito della Sacra Scrittura, e l'opera va in scena con la musica di Johann Gottlieb Naumann. Ma purtroppo intervengono sempre dei fatti nella vita delle persone che frenano un pochettino
come nel nostro caso, salire sempre di più nella scala del successo. Caterino Mazzolà ha un fisico un po' debole, il clima rigido della Germania, dove sta ormai da parecchi anni, gli è molto ostile, rischia anche di pregiudicare la sua salute, per cui nel 1796 fa ritorno a Venezia, dove si sta meglio che non a Dresda in sostanza. E qui si stabilisce nella parrocchia di San Marciliano, nel sestiere di Cannareggio, e continua ancora a produrre per il teatro. E non meno di 3 farse per musica, cioè L'amore ingegnoso, L'ubbidienza per astuzia e La prova indiscreta. E realizza anche una serie di composizioni poetiche, di cantate, di circostanza, in occasione di eventi pubblici e anche gli eventi privati o anche legati alla vita familiare. Siamo già negli ultimi anni di attività, Caterino Mazzolà, anche un po' cagionevole di salute, non produce più tanto come una volta. Il medesimo anno compone anche un poemetto sopra la vocazione per la professione religiosa della nobildonna Maria Toderini. Compone ancora qualche operetta per le corti imperiali europee, ad esempio per la corte imperiale di Berlino scrive il libretto di un'altra sua opera. Si tratta della Semiramide, sulla musica di Friedrich Heinrich Himmel, rappresentata per la prima nel 1797. Semiramide è uno dei tanti personaggi della storia antica che suscitarono l'interesse di musicisti, qui non solamente di Himmel e anche dello stesso Mazzolà, ma c'è anche una bellissima Semiramide di Gioachino Rossini. Nel 1800 compone il poemetto Il bivio per le nozze della nobildonna Paolina da Legge con il nobile conte Alessandro Bonacossi. Nel 1806 dà alle stampe Adria risorta, è una cantata a 3 voci in onore di Eugenio Napoleone, che era viceré d'Italia, e dell'Augusta Amalia di Baviera, la viceregina. Siamo ormai arrivati al termine della carriera artistica di Caterino Mazzolà. L'ultima opera da lui prodotta è la cantata Il giuramento, che è composta per le nozze della nipote Virginia. E ormai stanco, soprattutto il 16 luglio 1806, la morte lo coglie nella sua casa in contrada San Marciliano nel quartiere di Cannareggio a Venezia. Sull'opera di Caterino Mazzolà pare importante e anche una sintesi che raggruppa un po' tutto quello che abbiamo detto di questo giudizio dell'avvocato e critico d'arte Cesare Pagnini. Perché a proposito dell'attività poetica, in sostanza, di Caterino Mazzolà nei suoi libretti d'opera, dice: non è un gran poeta, è prima di tutto un galantuomo, il che è qualche cosa in tutti i tempi, e comunque non dovrebbe andar confuso coi tanti parolieri dell'epoca. E se leggiamo molto bene, attentamente, questo giudizio di Cesare Pagnini, riscopriamo che vi sono delle analogie importanti sicuramente anche in quel tempo di oggi, perché dice non è un gran poeta, quindi in sostanza non è certamente Dante Alighieri, però è prima di tutto un galantuomo, che è una cosa che si dovrebbe ritrovare in tutti i tempi, e quindi anche questo mi pare sia un giudizio calzante anche per la contemporaneità, e soprattutto non deve essere confuso con i tanti parolieri dell'epoca. Effettivamente, soprattutto nel Settecento, Europa intera era invasa da librettisti, autori, musicisti, anche di mediocre levatura certamente, ma secondo il giudizio sempre di Cesare Pagnini, Caterino Mazzolà era stato una spanna sicuramente sopra a tanti. Era partito da Longarone, da questa Longarone che si è imposta anche all'attenzione del mondo musicale del Settecento per lo scenografo Pietro Gonzaga e per il librettista Caterino Mazzolà, la piccola Longarone di fronte alla grande Europa. E anche questa volta, parlando proprio di Caterino Mazzolà, abbiamo parlato di un esempio di illustre bellunese che ha onorato la propria terra con l'ingegno, con l'arte e l'amore per il bello. Questo era Caterino Mazzolà, un librettista del secondo Settecento. E l'appuntamento è alla prossima lezione.